Marelli, 5 minuti. Grazie Presidente. Quello che ci apprestiamo a approvare oggi è un atto importante. Entriamo finalmente nel vivo rispetto a due principi e due spinte che ci hanno animato negli ultimi mesi. Da un lato il PNRR e dall'altro si è aggiunta appena pochi giorni fa l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione. Bene, finalmente con quello che viene definito il fondone andiamo a considerare degli aspetti concreti. Ora, nei 6 articoli che sono snelli si individuano delle cose, delle risorse, ad esempio anche per l'inclusione sociale, ma quello che c'è scritto va molto al di là e ha sicuramente una valenza relativa all'ambiente e mi spiego. Chiaro è che l'inclusione sociale passa per il ripensamento, la progettazione delle nostre città, in particolare delle periferie, e questo non può che avere anche una valenza di carattere ambientale, che si incrocia con un percorso peraltro avviato in questi 3 anni. Da un lato, relativamente al cosiddetto tema del consumo di suolo, a noi piace più parlare di utilizzo responsabile, e a quello che stiamo portando avanti proprio in queste settimane in Commissione Ambiente relativamente al tema della rigenerazione urbana. E allora aver individuato le risorse necessarie alla proroga, finalmente noi speriamo che possa essere anche più ampia, del 110, riteniamo che sia importante. Non entro nel tecnico e nel dettaglio, mi limito a dire che per noi è fondamentale come punto, perché dà concretezza a una visione di fondo. E lo stesso si potrebbe dire anche per l'impostazione che ci anima come Lega. Vedete, in questo caso, se da un lato lo sviluppo edilizio degli anni 60, degli anni 70 ha lasciato delle tracce indelebili, pesantissime, delle ferite ancora aperte nelle nostre città, non è bloccando tutto, cristallizzando tutto, che si può porre rimedio a quell'errore. Non è come in matematica dove meno per meno fa più. 2 sbagli non fanno una cosa giusta. Quindi il nostro non è un accanimento nell'individuare una soluzione, vuole essere la risposta che permetta a quegli imprenditori illuminati, alle amministrazioni comunali, alle regioni, di immaginare e di avere gli strumenti per realizzare qualcosa di diverso. Si tende purtroppo a considerare oggi tutto un mondo, quello dell'edilizia, un po' come è stato descritto in uno dei film di impegno sociale più importanti della storia del nostro cinema, e penso a Mani sulla città di Francesco Rosi del 63. Ebbene, chi investe oggi in edilizia, chi ci crede veramente, non è un po' come Edoardo Nottola, il protagonista senza scrupoli di quel film, è qualcuno che vuole investire, che crede nella possibilità di tutelare l'ambiente, di avere uno sviluppo anche facendo impresa. Per questo noi pensiamo a determinate azioni, a determinati strumenti, e non è un caso che vorremmo che potesse essere esteso il 110 anche ad esempio alle strutture ricettive, agli alberghi, ma anche, perché no, agli agriturismo, che sono peraltro, nel caso delle strutture ricettive, fra gli edifici a maggior dispersione termica e necessità di efficientamento energetico, e per risolvere anche il problema della dispersione di calore. E questo è un tema. L'altro grande tema, e mi avvio alla conclusione, è quello relativo agli eventi sismici. Aver individuato 1.780 milioni per gli eventi sismici dell'Abruzzo del 2009 e del centro Italia del 2016 è sicuramente meritorio. Ora, noi come Lega riteniamo e chiediamo, e per questo abbiamo presentato un ordine del giorno, che sia importante inserire anche gli eventi sismici dell'Emilia del 2012, ma la cosa fondamentale, e su questo chiediamo uno sforzo, è quello di cambiare, e concludo, impostazione. Va bene parlare delle risorse, ci sono, va bene fissare degli obiettivi, l'abbiamo fatto insieme per la prima volta, va bene anche individuare delle azioni concrete, ma serve anche la verifica. Quello che è successo, e l'ho già ricordato, con il terremoto del 1908 di Messina, dove abbiamo dovuto individuare 100 milioni oggi, potrebbe succedere ancora. Allora l'appello che rivolgo in conclusione al Governo è anche di dare per una volta attuazione a qualche ordine del giorno, in particolare a quello a mia prima firma della Lega, che chiedeva l'istituzione dell'OPR, l'Osservatorio permanente sulla ricostruzione, che possa
andare a vedere di tutte le risorse impiegate, investite dal terremoto dell'Irpinia a oggi, del 1980, che cosa è stato effettivamente fatto, che cosa ancora manca, perché è inutile fermarsi alle buone intenzioni e metterci anche le risorse se poi non siamo in grado di attuare quello che ci proponiamo. Grazie.